Professore, i cervicali sono qualcosa che tutti ne abbiamo sentito la presenza almeno una volta nella vita. Quali sono le patologie che colpiscono questa parte del corpo e quando preoccuparsi? In effetti sì, il rachite cervicale è una struttura molto complessa e estremamente importante. Pensi che la struttura più importante che si trova al suo interno, ovvero il midollo spinale, a livello cervicale ancora trasporta tutte le informazioni che vanno al corpo. Quindi immaginiamo il rachite cervicale come una cassaforte che custodisce un bene molto prezioso. Come tutta la colonna, anche il rachite cervicale va incontro a dei processi degenerativi che possono essere più o meno intensi a seconda naturalmente delle attività a cui lo sottoponiamo. Tenga presente che come tutta la colonna, come dicevamo, i processi degenerativi che colpiscono il rachite cervicale molto spesso vanno a intaccare anche le strutture nervose limitrofi e questo poi può portare a delle sintomatologie più o meno importanti. È verissimo, tutti fanno esperienza almeno una volta nella vita del cosiddetto mal di collo, della cervicalgia e in effetti non sempre questo è un campanello d'allarme, nel senso che la struttura cervicale, vista la sua complessità, può essere sicuramente intaccata in più aspetti, l'aspetto muscolare, l'aspetto funzionale, l'aspetto discale. Quando preoccuparsi? Quando in effetti questi disturbi incominciano a essere molto più presenti, più continui nel corso della vita e iniziano a dare anche dei disturbi che inficiano la qualità di vita. Questo naturalmente non vuol dire che tutte le patologie cervicali hanno bisogno di trattamento chirurgico, questo è evidente, ma naturalmente porre un certo tipo di attenzione sul nostro stile di vita è molto importante. Quali possono essere gli accorgimenti che in qualche modo permettono di conservare il rachite cervicale il più possibile, insomma evitare il deterioramento che è fisiologico, però quali possono essere i comportamenti preventivi? Sicuramente è importantissimo, appunto come dicevamo prima, nello stile di vita cercare di mantenere una buona condizione muscolare che naturalmente fa sì che la nostra postura sia il più corretta possibile e quindi sovraccarichi e usuri il meno possibile le strutture articolari. Però ci sono anche i casi di usura determinata da traumi. Rachite cervicale è la parte più colpita negli incidenti stradali e purtroppo gli incidenti stradali sono un fenomeno molto diffuso. Ecco, spesso dopo un colpo di frusta, come si chiamava una volta, c'è l'inversione, no, della curva e quindi che cosa fare in questi casi? Diciamo, il meccanismo fisiopatologico che determina e che porta all'inversione della curva è un meccanismo muscolare. Il rachite cervicale è costituito da centinaia di gruppi muscolari che lavorano in maniera sinergica e il trauma, come può essere una flessoestensione improvvisa, tipo quella dei tamponamenti per esempio, determina una improvvisa, acuta sollecitazione di questi gruppi muscolari che vanno immediatamente in protezione. Questo fa sì che si instauri un meccanismo di contrattura che inverte la colonna, diciamo la fisiologica lordosi. Questo tipo di situazione è una situazione che, se non ha determinato un'alterazione di tipo anatomico delle strutture, va semplicemente affrontata sotto il profilo muscolare, appunto, quindi riabilitativo, di ricondizionamento, eccetera. Se c'è la frattura però? Lì se c'è la frattura entriamo in un campo molto più importante, molto più complesso, anche lì diversificato però, non tutte le fratture vanno trattate chirurgicamente, ma naturalmente in casi in cui viene coinvolta anche la parte midollare, quindi del midollo spinale o le strutture nervose limitrofi, allora a quel punto è evidente che in presenza di un deficit neurologico la chirurgia molto spesso è l'unica strategia proprio per salvare la funzione. Quando appunto si interviene chirurgicamente, allora in un caso di frattura che in qualche modo compromette la funzionalità, ma nel caso di un disco usurato per il tempo, per una particolare artrosi, allora quali sono gli interventi chirurgici da fare che coinvolgano il rachite cervicale?
Diciamo che la chirurgia del rachide cervicale è una chirurgia estremamente raffinata, molto sicura e da un punto di vista anatomico molto rispettosa, nel senso che gli approcci che sono stati sviluppati nel corso degli ultimi 50 anni hanno preso in considerazione l'anatomia del collo, che è un'anatomia molto complicata perché all'interno del collo insistono diverse strutture anatomiche, sia naturalmente quelle vertebrali, ma per esempio la faringe, la laringe, le corde vocali, le strutture vascolari, le famose carotidi, no? Ecco, grazie appunto al rispetto di tutte queste strutture abbiamo sviluppato nel corso degli anni questo tipo di procedure, di tecniche chirurgiche molto poco invasive, estremamente raffinate e molto sicure anche. La degenerazione del disco, che è una, diciamo, situazione, una condizione più che altro, che è legata molto spesso al tempo, questo non vuol dire che non colpisca anche i giovani, sfortunatamente, molto spesso anzi. Viene affrontata attraverso la ricostruzione anatomica della struttura funzionale, attraverso l'inserimento di queste protesi che mimano sostanzialmente l'anatomia del corpo e danno la possibilità al rachide cervicale di ricominciare a funzionare secondo la sua struttura. Lei diceva sono interventi molto sicuri che mimano la ricostruzione della struttura precedente, però ci vuole molta esperienza, molta manualità, molta pratica. Certo. Ecco, come si arriva a questi risultati? Il percorso di formazione, per dirla come la dicono gli americani, la learning curve, è estremamente importante nella vita di un chirurgo, soprattutto per affrontare e per approcciare questo tipo di patologie e questi interventi nella massima sicurezza. È evidente che nel nostro immaginario l'intervento alla cervicale è un intervento pauroso, no? Ma giustamente viene considerato tale per l'importanza delle strutture che vengono coinvolte. Però io dico sempre che nessuno, diciamo, si mette in una sala operatoria inventandosi delle chirurgie assurde, no? Per cui io mi sento assolutamente di rassicurare tutti coloro che soffrono di questo disturbo, perché è un disturbo curabile, è un disturbo che può essere approcciato in vari modi, ma tutti, diciamo, in maniera estremamente sicura, estremamente funzionale, con ottimissimi risultati. Lei in sala operatoria proprio è un clinico, un pratico, è proprio attraverso l'esperienza, gli interventi chirurgici che anche ravvisa delle modalità operatorie che possono essere funzionali a seconda dei tipi di intervento, ma anche la possibilità di progettare delle strumentazioni. Ci racconta appunto un po' delle sue esperienze in questo senso. So che lei è piuttosto schivo, però anche perché proprio lei diceva una cosa importante: quando si tratta del collo, si tratta della schiena, tutti abbiamo lo spauracchio, se mi opero rimango paralizzato. E quindi sulla base della sua esperienza che cosa può dirci? Posso dirvi sicuramente che proprio negli ultimi anni la tecnologia ci ha dato una grandissima mano nel rendere ancora più sicuri e ancora più interessanti da un punto di vista funzionale questo tipo di chirurgia, questo tipo di pratica. Come vi dicevo, la tecnologia che noi utilizziamo oggi, che prevede per esempio la progettazione, l'ingegnerizzazione di protesi in titanio trabecolare che hanno la funzione per esempio di fungere da matrice ossea e quindi vengono recepite dall'organismo e fatte proprie dall'organismo, ci dà la possibilità sicuramente di impattare il meno possibile anche poi nel progresso della patologia questo tipo di problematiche. E in effetti sì, la chirurgia cervicale, che come vi dicevo prima è una chirurgia sopraffina, estremamente diciamo articolata, è tra quelle probabilmente che meglio esprime questo tipo di condizione, anche da un punto di vista degli approcci. Oggi abbiamo sviluppato degli approcci mini-invasivi che ci danno la possibilità di dare una stabilità primaria immediata al paziente. Non usiamo più i collari cervicali, per esempio, grazie a questo tipo di procedure, che un tempo erano percepiti come una grossa limitazione delle attività della vita, no? Invece il paziente che oggi viene operato di rachide cervicale, l'indomani viene messo in piedi senza nessun tipo di collare, e l'indomani ancora va a casa e riprende una vita che è il più vicina alle sue abitudini, il più, diciamo, aderente alle sue condizioni precedenti. Ecco. Quanto è importante l'ausilio di robot, no? Perché spesso si enfatizza anche la capacità di una mano meccanica, ma la mano del chirurgo
non so se è una visione antica, però la mano del chirurgo resta l'occhio, il chirurgo deve capire anche come intervenire con quali strumenti, no? Un vestito su misura, se non sbaglio. Non c'è un dubbio, tutte le chirurgie sono tailor made, diciamo, no? Ma per quelli della mia generazione, no? Che sono cresciuti con i libri di Asimov o con i film di Ridley Scott, no? In cui la robotica era una cosa immaginifica, incredibile. Vedere realizzate queste cose che noi abbiamo visto da bambini in realtà ha un impatto fortissimo, però diciamo la strumentazione robotica e tutte le altre tecnologie che noi usiamo in sala operatoria, che sono complessissime e sono molto importanti, rendono l'atto chirurgico molto democratico, io dico, perché danno la possibilità a una platea sia di chirurghi sia di pazienti di dare e ricevere delle procedure che sono standard, uguali per tutti, da un punto di vista della sicurezza, dell'efficacia, eccetera. Poi naturalmente sono tutte tailor made, ma fanno sì che si alzi moltissimo il tasso di sicurezza, e sia dal punto di vista del chirurgo, che è molto più sicuro, che è molto più tranquillo, che è molto più, come posso dire, comodo nell'esecuzione di procedure che possono essere anche molto impegnative certe volte, ma anche per il paziente, che non ha nessun tipo di fluttuazione riguardo queste cose. Quindi gli strumenti di precisione in ausilio alla mano del chirurgo. Ça va sans dire. Io credo che nessuno di noi sarebbe disposto a farsi operare da un robot ancora. Non credo. Non siamo probabilmente nell'epoca storica adatta. Ma secondo lei si arriverà oppure... Io penso di sì. Però con una programmazione umana? Io penso di sì. Sicuramente l'interazione tra l'uomo e la macchina non potrà mai interrompersi. Lo abbiamo visto anche in altri campi di applicazione, no? In cui si pensava, no, che i robot avrebbero sostituito gli operai. Per certi aspetti sì, ma per i lavori magari usuranti, molto faticosi, eccetera, eccetera, ma per tutto il resto no. E quindi ancora di più in un ambito medico, in un ambito chirurgico, dove l'atto chirurgico, non voglio esagerare, ma è quasi un atto artistico, no? Artigianale sicuramente. Diciamo, la mano del chirurgo e soprattutto ciò che il chirurgo pensa e ciò che il chirurgo esprime rimangono molto importanti e cruciali sicuramente. Lei so che tiene anche che è importante la formazione, no? Perché l'esperienza in sala operatoria, il fare tanti interventi di una certa tipologia permette poi di acquisire anche una tecnica, un'intuizione da poter trasferire, il cosiddetto know-how, a colleghi o a giovani colleghi. Che tipo di approccio lei indica nel momento in cui appunto ha questo confronto con giovani chirurghi o con altri chirurghi che magari si confrontano con lei per mettere a punto questo tipo di specialità? Sì, lei tocca un tema che per me è molto molto importante, ovvero la trasmissione della conoscenza. Tutta la nostra cultura, tutta la specie umana si è basata sulla trasmissione della conoscenza, abbiamo fatto di tutto per trasmettere la conoscenza. È evidente che in un ambito così delicato e così importante la trasmissione della conoscenza gioca un ruolo cruciale, e soprattutto perché coloro che noi formiamo oggi saranno i chirurghi e i medici di domani, no? Quindi è molto importante formarli al meglio e metterli nelle condizioni di continuare quel processo, lento, rapido che sia, di implementazione, no? Della tecnologia, della conoscenza, eccetera, attraverso quindi il coinvolgimento, attraverso la messa a disposizione di tutto lo scibile possibile e immaginabile. I ragazzi molto spesso, i giovani chirurghi, coloro che si affacciano a questo tipo di disciplina, sono spaventati, sono timorosi, alcuni invece hanno delle skill particolari, per cui bisogna interpretare ogni singola personalità, ogni singola professionalità per farla esprimere al meglio. Questo è molto importante. Nelle nostre sale operatorie sono passati chirurghi da tutto il mondo e questa è una cosa bellissima, mi ha messo nella possibilità di concepire anche metodi e tecniche diverse che sono fondamentali. L'osmosi tra le professioni, tra i professionisti, secondo me gioca un ruolo fondamentale. Lei ha sottolineato in vari passaggi il tema della sicurezza sia per il paziente che si sottopone all'intervento, ma anche sicurezza per il chirurgo che opera, perché sappiamo che una certa ritrosia
intraprendere il percorso della chirurgia è anche, se sbaglio, poi quali possono essere gli effetti, perché una volta c'era una sorta di reverenza nei confronti del medico, oggi se si può lo si attacca. Ecco, come fare a invece, lei comunque l'ha comunicato, dare sicurezza sia a chi opera e di conseguenza sicurezza a chi viene operato? Anche questo è un tema molto molto sentito per noi ed è estremamente vero quello che lei dice riguardo alla ritrosia a volte a essere trattati, ma a trattare anche, perché anche qui è diciamo è un gioco a doppio senso molto spesso. Questo come fare a evitare che si crei equivoco, che si crei confusione? Innanzitutto, secondo me è molto importante l'aspetto legato al rapporto personale, ritornare alla vecchia tra virgolette, alla tradizionale relazione, al tradizionale legame tra il medico e il paziente che si basa poi sull'empatia e sulla condivisione di una condizione, no? Il medico non è semplicemente il tecnico, il medico è anche un confessore, il medico è anche una persona con cui parlare, con cui rapportarsi, a cui fare delle domande. Ecco, riappropriarsi di questi tempi, secondo me è molto importante, perché il rapporto tra il medico e il paziente è un rapporto fiduciario a doppia mandata, evidentemente. Il paziente si fida del medico e il medico si deve fidare anche del paziente, perché se poi il paziente non fa quello che il medico consiglia, quello che il medico immagina come percorso di cura, è ovvio che si interrompe la catena della cura. Quindi il consiglio da dare a chi ha mal di collo, chi ha mal di schiena, una volta escluso che sia una cosa facilmente risolvibile, qual è? Come approcciarsi? Allora, approcciarsi secondo me in maniera intelligente, non fare medicina fai da te, che oggi purtroppo è anche quella una grossa problematica che affrontiamo quotidianamente, nel senso che la bellezza di internet e della rete che diciamo, mettono a disposizione grandi quantità di informazioni, però bisogna anche essere onesti con se stessi, non tutti siamo in grado di organizzare, di capire queste informazioni, quindi no, la medicina fai da te è sconsigliabile, è sconsigliata personalmente, bisogna affidarsi a un professionista specifico per il trattamento di quel tipo di disturbo e fare in modo che poi si instauri un percorso di cura che può essere molto articolato, che può prevedere diciamo, diversi tipi di terapie non direttamente correlate tra di loro, magari non in serie tra di loro. C'è chi ha necessità di essere sottoposto per esempio a un intervento chirurgico a prima battuta perché ha delle situazioni talmente tanto compromesse che aspettare ulteriormente non farebbe altro che peggiorare, e ci sono invece pazienti che poi arriveranno, magari Dio non voglia, al trattamento chirurgico, però sicuramente approcciarsi a questo tipo di situazione senza paura e senza pregiudizio. Che intervento ha fatto oggi? Oggi non ha fatto un intervento, quello a cui abbiamo assistito, a rachide cervicale, ma in una parte della colonna vertebrale, ma la particolarità è, lei prima faceva riferimento, no, a queste innovazioni, punti di accesso il più possibile meno invasivi, meno impattanti sulla struttura, perché non è che bisogna arrivare alla colonna vertebrale, si passa attraverso tante situazioni delicate. Ci illustra che cosa ha fatto oggi, che è un approccio mi sembra quasi esclusivo, fa parte sempre di quel percorso di conoscenza, di tecnica, di messa a punto che contraddistinguono la sua carriera, insomma. Sì, sì, oggi abbiamo fatto un approccio combinato, noi lo chiamiamo, che prevede una doppia incisione chirurgica e che grazie a questa tecnica, diciamo, allargata, che è una tecnica mini-invasiva, noi riusciamo a utilizzare piccoli accessi a livello del tratto lombare, che molto spesso è difficile da raggiungere proprio perché si trova nel centro del nostro corpo, e attraverso l'utilizzo di queste protesi, di queste cage, noi le chiamiamo, che sono state realizzate e progettate appositamente per questo tipo di approcci, si riescono a fare anche degli interventi particolarmente impattanti sull'organismo, nel senso di ricostruzione e ricondizionamento della struttura anatomica,
pur rimanendo un insulto molto limitato, e quindi questo favorisce i tempi di ripresa, favorisce l'outcome, come si suol dire, del paziente, e ci dà la possibilità di avere dei follow-up anche molto estesi, molto lunghi, che determinano poi il beneficio di questo tipo di procedure. L'intervento chirurgico viene, se ho capito, viene eseguito in due casi: quando bisogna risolvere un dolore insopportabile e quando bisogna ripristinare una funzionalità compromessa, cioè quando bisogna evitare di avere una certa invalidità. E proprio sono questi i casi? Diciamo che i casi sono molto disparati in realtà, nel senso che la chirurgia molto spesso viene additata come risolutiva di un qualcosa. Diciamo, l'effetto della chirurgia è molto più imminente, in effetti, molto spesso. La lombalgia, per esempio, la cervicalgia, sono situazioni cliniche che colpiscono quotidianamente il soggetto, il paziente. Non sempre a questo tipo di situazioni corrisponde un'alterazione anatomica, come dicevamo prima. Quando questo avviene è chiaro che è legata generalmente alla degenerazione dell'organismo. L'organismo si usura, il tempo sfortunatamente determina, diciamo, geneticamente noi siamo progettati comunque per avere un certo tipo di usura. Questo fa sì che tutte le articolazioni vengano in qualche modo coinvolte in questo meccanismo. Naturalmente la colonna vertebrale non è esente da questo. E l'usura, l'alterazione anatomica delle strutture articolari molto spesso determina un insulto dell'organismo tale che si creano dei meccanismi che alimentano il dolore, che a un certo punto diventano costanti. Naturalmente tutto questo può essere curato in un certo qual modo. La chirurgia ha la pretesa, tra virgolette, di fare in modo che oltre a questa alterazione, cioè legata ai fenomeni dolorosi, possa in qualche modo cambiare e prevenire l'alterazione degli altri segmenti, per esempio, che è evidentemente diciamo, un problema emergente. Quindi anche una funzione preventiva? Assolutamente sì, molto spesso il meccanismo che determina la degenerazione dell'organismo è un meccanismo a cascata, per cui inizia a usurarsi un segmento e poi a cascata si usurano tutti gli altri. Molto spesso intervenire tempestivamente su quel segmento fa sì che gli altri segmenti vengano risparmiati dal processo di usura e di consunzione. Quindi rivolgersi preventivamente può essere utile, un consulto va sempre bene. La prevenzione è sicuramente un'arma che noi abbiamo a disposizione e che dobbiamo utilizzare in maniera molto più fattiva, molto più pronta, perché alla fine ci può salvare da situazioni molto più spiacevoli, ecco. Come in tutte le altre cose, no? Per esempio mi viene da pensare all'oncologia o alle malattie cardiache, no? La prevenzione è fondamentale a prescindere. C'è un limite d'età per gli interventi? No. Sono le situazioni? Sì. Un'ultima cosa, lei parlava prima di, quando appunto si opera, una sorta di gesto artistico, quindi è per questo che ama l'arte? Sì, che similitudine c'è? Non le so dire cosa viene prima e dopo. Appunto, ma che Fa cosa... parte di un percorso. Un mio vecchio maestro diceva una cosa bellissima: il 2% dei chirurghi sono artisti, il 5% sono artigiani, il resto sono operai. Lui naturalmente voleva creare un'iperbole di questa cosa e poi aggiungeva: io mi contenterei di essere annoverato tra gli artigiani. Io credo che ci sia molta inventiva nel fare il chirurgo e il rispetto del corpo umano prevede un certo tipo di sensibilità. Allora, se la chirurgia si propone come gesto per il corpo umano, deve rispettarlo necessariamente. E quindi io penso che la manualità e soprattutto l'ingegno siano parte integrante di questo tipo di procedure, di percorsi. Non a caso è proprio l'arte che in qualche modo illustra le prime pratiche mediche, esatto, le prime anche forme di, chiamiamole così, di anatomia, no? Le prime autopsie vengono fatte su canti artistici, quindi l'arte è al servizio della medicina. Non c'è ombra di dubbio. O medicina al servizio dell'arte. Dal tempo degli egiziani, dei Maya, mi viene da pensare, no, alle lezioni anatomiche di Rembrandt, eccetera, eccetera, sono tutti percorsi che hanno avuto un tassello artistico molto importante, sì, sì, assolutamente. Grazie. Grazie a voi.